Vuoi un bagno moderno? Non smantellare le vecchie piastrelle e applica Resin One. Vecchie piastrelle, mio consiglio: prima di applicare Uniprimer e Unicoat gli andiamo a dare una smerigliata. Non è un passaggio obbligatorio, però se lo facciamo è molto meglio, ci aiuta per far ancorare benissimo il materiale, e in più se abbiamo qualche dislivello sulla piastrella, come in questo caso qua, che io non sono un piastrellista, ho fatto un casino di dislivelli, con la smerigliatrice l'andiamo a appianarlo tutto, quindi l'andiamo un po' a portare a pari, andiamo a togliere i dentini e ci aiuta con l'applicazione di Unicoat, così non mettiamo su tanto materiale e ci agevola per tutte le fasi della resina. Su queste tre pareti qua faremo una parete senza la rete, una parete con la rete incollata con Uniprimer e il pavimento lo faremo con la rete affogata. Quindi faremo 3 step diversi con queste tre pareti per farvi vedere come si può applicare la rete già incollata sulle piastrelle, come si affoga e come si può fare anche senza rete. Uniprimer è un aggrappante poliuretanico con dei quarzi all'interno per rendere le superfici ruvide, va anche in penetrazione, aiuta anche i fondi a isolarle dalla polvere, oppure attacca benissimo su una piastrella lucida, sul vetro, sulla plastica. È un aggrappante che aggrappa veramente dappertutto. Se abbiamo una piastrella la andiamo a diamantare, oppure se non la vogliamo diamantare andiamo ad applicare direttamente Uniprimer, lo possiamo diluire fino a un 20% d'acqua, non di più, e si applica il rullo. Prima di andarlo a miscelare con l'acqua ricordatevi sempre di miscelare sempre bene appena l'aprite. Andiamo a incollare su la rete direttamente con Uniprimer. Ripeto, questo pannello faremo 3 pareti, rete incollata con Uniprimer, rete affogata e parete senza rete. Dopo aver effettuato la nostra mano di Uniprimer a rullo, siamo pronti con la prima mano di Unicoat. Unicoat è un rasante base cementizio poliuretanico, si diluisce con acqua, è pieno di inerti tra quarzi, sabbia, fibre, è un insieme che rende il materiale molto resistente, molto duro, è veramente un materiale fortissimo e anzi se aspettiamo anche tanti giorni facciamo fatica anche a carteggiarlo, quindi il mio consiglio qual è? Applichiamo oggi, l'indomani l'andiamo a carteggiare. Unicoat si diluisce con acqua, con un 30% d'acqua, se vediamo che il materiale è ancora liquido possiamo aggiungere un po' di polvere in più. Quindi abbiamo preparato il nostro Unicoat, lo andiamo ad applicare sulla rete incollata, dopodiché faremo la parete senza rete e pavimento con rete affogata. Possiamo usare anche Unicoat direttamente su piastrella senza la rete. La rete è necessaria quando abbiamo tracce, abbiamo delle piccole crepe, ma se il rivestimento o il pavimento è ben ancorato e non ci sono problemi, possiamo andare direttamente senza rete.
In questo caso qua il pavimento lo andiamo a mettere la rete affogata, cioè gli diamo prima una spalmata di Unicot, dopodiché appoggiamo sulla rete e la schiacciamo bene, così va in penetrazione. Se abbiamo un pavimento grande ovviamente faremo delle strisce, e meglio in due, che uno rasa avanti e uno dietro appoggia sulla rete. Una volta applicata la prima mano di Unicot, gli diamo una bella carteggiata e siamo pronti per la seconda mano. La carteggiata sulle pareti, o abbiamo un bagnetto, possiamo adoperare una rotativa normale da 150 di diametro, così ci sbrighiamo anche in fretta. Se è una superficie più grande possiamo usare una monospazzola. Sulla monospazzola abbiamo fatto creare anche un disco con 4 platorelli in cui noi andiamo a mettere 4 dischi diamantati. Vi ricordo che Unicot è un materiale abbastanza duro, quindi lo andiamo a carteggiare con la grana 50. Una volta carteggiata bene la superficie e aspirata bene, siamo pronti per la seconda mano di Unicot.